Direttore Bizzarri, allora il Presidente Stefani vi ha nominati sindaci della sanità, come verrà declinato nella Marca Trevigiana questo decalogo che avete firmato oggi? Beh, sicuramente la presenza sul territorio, l'ascolto dei cittadini, ma aggiungerei anche il racconto di quello che stiamo facendo per la sanità territoriale. È una sanità che deve crescere con i professionisti della salute, ma ci deve essere il coinvolgimento, la consapevolezza dei cittadini per conoscere bene i percorsi che devono fare per avere la miglior cura nel minor tempo e nel modo più appropriato. Per cui spenderò del tempo nel girare i territori con i sindaci, che è una articolazione organizzativa estremamente importante per noi, sono degli interlocutori veramente importanti, e coinvolgendo anche i medici di medicina generale. Qual è stata la prima impressione nella Marca? È una grande azienda, un'azienda di valore, e quindi continuerò le progettualità iniziate per cercare di definire e sviluppare la medicina territoriale per poter far sì che l'acuzia venga gestita negli ospedali e che quindi abbiano lo spazio per fare bene il lavoro ospedale. Poi una priorità assoluta diventa la continuità ospedale-territorio con tutti, diciamo, i setting assistenziali necessari. Liste d'attesa anche uno dei Liste temi. d'attesa è uno dei temi, è uno dei 10 temi che il Presidente ci ha illustrato. Abbiamo già iniziato a parlarne, prenderli in mano nel primo giorno. Sappiamo che è un tema che non finisce mai, per cui l'importante è che iniziamo a governare questo argomento qua cercando di abbassarlo in base alle priorità cliniche.